L'Italia Green Film Festival è una realtà che fa incontrare il cinema indipendente mondiale a Roma da ormai 7 anni. Uno dei promotori, Pier Marchionne, ha accolto l'idea di Silvia Armeni di trovare in Sardegna Carloforte, isola Lipu dove il Falco di Eleonora predilige di nidificare, un approdo privilegiato dove sperimentare la prima edizione di una Summer Edition con il tema Return to Human. 3 giorni di cinema e arti internazionali, nazionali e locali si sono incontrate sotto la direzione artistica proprio di Pier Marchionne e la direzione esecutiva di Silvia Armeni. Sotto il cielo stellato dell'isola sulcitana il cinema ha riscritto un nuovo urbanesimo. È la prima edizione del Carloforte Summer Edition dell'Italia Green Film Festival. Si è rivelata un successo di pubblico e di critica. Il calendario di eventi è stato fittissimo: fotografia, presentazioni di libri, green talk, performance teatrali, proiezioni di film e cortometraggi, laboratorie per bimbi e ragazzi, sfilate di moda e di gioielli, esibizioni di danza, premiazioni di artisti che si sono distinti per impegno e qualità nel loro lavoro. Uno sguardo speciale anche agli artisti di Carloforte, capaci di esportare il nome dell'isola nel mondo. Sul palco di una sempre affollata Piazza Peglie nello storico Cine Teatro Cavallera si sono alternati attori, registi, creativi, artisti appositamente sbarcati per l'occasione sull'isola di San Pietro. Buonasera a tutti, siamo qui all'Italia Green Film Festival Summer Edition ed è la prima edizione di questo festival molto importante perché con i documentari, con i film vogliamo raccontare quello che si può fare per salvare questo pianeta. Un pianeta che stiamo distruggendo, noi animali più intelligenti rispetto agli altri animali stiamo distruggendo questo pianeta, quindi forse il cinema potrà veramente aiutare a salvarci, forse possiamo anche sensibilizzare i giovani per cercare appunto di salvare questo pianeta, se no non solamente moriranno l'ecosistema intero ma morirà anche l'uomo. E sono veramente strafelice di essere qui anche perché Silvia Armeni, l'organizzatrice, e Pier Marchionne mi hanno dato la possibilità di portare qui a Carloforte insieme al sindaco e al presidente del Cine Teatro Cavallera la mostra Attraverso i nostri occhi. La mostra fotografica è di Alessandra Cossu che racconta il viaggio io chiamo sempre il tour di crocchette, 7 giorni in giro per la Sardegna per distribuire 3.000 kg di crocchette che Zoo Plus mi ha omaggiata e distribuirle a 35 rifugi. E da questo è nato questa mostra di Alessandra Cossu e un documentario Attraverso i nostri occhi di Fabrizio Pipinna che è stato appunto acquistato dalla Rai e lo potete vedere su Rai Play, che racconta questo viaggio. Un viaggio attraverso i loro occhi, gli occhi di questi animali che noi abbandoniamo, che noi non sterilizziamo, che noi massacriamo e che subiscono tutte le angherie più brutte di questo mondo in cui la feccia dell'umanità si riflette. E soprattutto mettiamo attraverso la mostra, attraverso il documentario, dei riflettori su quelle persone, quegli angeli che si occupano di altri angeli, ma sono quegli angeli che per 365 giorni all'anno si occupano delle anime di nessuno e sono i volontari che hanno venduto case, macchine, gioielli, qualsiasi cosa che appartenesse alla loro famiglia per appunto salvare queste anime di nessuno. Quindi vi invito a vedere questa mostra dal 6 di agosto al 23 di agosto al Cine Teatro Cavallera di Carloforte, e tutte le fotografie sono in vendita e tutti i ricavati delle fotografie o qualsiasi dono voi possiate dare rimarrà qui a Carloforte e verrà distribuito a CUA, l'associazione che si occupa dei gatti e cani randagi di Carloforte. Grazie a tutti e speriamo appunto che queste manifestazioni possano soprattutto sensibilizzare tantissimi giovani e che la generazione futura sia più sensibile per proteggere il bene più prezioso che ci è stato regalato, cioè la nostra terra. Un festival del cinema, ma un festival delle arti, un festival che ha dato spazio a temi sociali come il tema della violenza contro le donne, un tema contro il bullismo e poi le arti, dall'oreficeria alle sartoria, alla musica, ai talenti locali, ai grandi talenti, alla musica e poi naturalmente alla grande poesia, quella del cinema. Sì, assolutamente, abbiamo creato un cartellone ricco di una polifunzionalità delle arti, perché poi è quello anche il format del festival anche su Roma. È un racconto, è un affrontare le tematiche ambientali e sociali
da tutti i punti di vista, insomma a livello artistico. Il cinema naturalmente è prevalente, abbiamo avuto degli ospiti quest'anno di cui sono veramente felicissima, come Caterina Murino, che ha inaugurato il nostro festival attraverso una mostra meravigliosa che peraltro è esposta qui al Cavallera attraverso i nostri occhi, contro gli abbandoni, il randagismo. Abbiamo avuto Alia Manucci, che è un giovane ragazzo di 80 anni che ha fatto decine di film anche internazionali e che ha preso il premio alla carriera. Siama Rainer, che è venuta da Londra, il cast della Terra delle Donne, Luis Nero con Milarepa, e ieri appunto Jacopo Cullin e Gianluca Medas, in particolare premio alla carriera, quindi eccellenze sarde che però sono diventate ormai a livello nazionale e anche li condividiamo assolutamente, e tante eccellenze Carlo Fortine come Rosaste, che non è potuta venire, sta a Londra, ma insomma ne abbiamo tanti, abbiamo avuto il desiderio di poter dare dei riconoscimenti che sono simbolici naturalmente, ma che hanno un valore, perché questi sono artisti che si impegnano e mettono, come abbiamo detto ieri per Jacopo, la faccia su quello che è anche quando ci sono tematiche importanti, e questo li distingue un po' da chi lo fa solo di facciata o per pubblicità. Quindi abbiamo cercato di essere in linea con il festival anche nella scelta degli ospiti, che sono venuti tutti a partecipazione gratuita, e questo li fa ancora più grandi, diciamo così. Promuovere il territorio significa anche condividere con la cittadinanza momenti sociali e momenti di arte, condivisione. Sì, certamente sì. La condivisione, la cooperazione e l'inclusione della cittadinanza, ma anche delle associazioni, quindi della cittadinanza che si organizza, è molto importante. È sostenibilità sociale, ecco, non è ambientale, ma è sostenibilità sociale, quindi è quello che dobbiamo provare a fare, e sicuramente festival come quello che si è svolto in questi giorni vanno in questa direzione. Dunque sono molto felice che si sia tenuto qui a Carloforte. E anche premiare dei talenti, no? Premiare dei talenti locali, non solo i grandi attori, i grandi protagonisti del cinema globale e del cinema nazionale, ma anche grandi talenti come un giovane pianista che casualmente manda un video e poi si ritrova nel panorama nazionale e internazionale. Sì, quella è stata davvero una sorpresa, almeno per me, che non ne avevo conoscenza, ma poi nell'ultimo anno ho scoperto questo talento locale così bravo, e devo ringraziare gli organizzatori dell'evento, del festival, per aver pensato di premiare anche talenti carlofortini, non soltanto coloro che ha già citato Silvia Armeni, ma anche talenti carlofortini, e questo non può che farmi piacere. Italia Green Festival a Carloforte premia Pietro Granara, un giovane talento che, ce lo racconti tu, ha vinto ormai un premio internazionale, girerà l'Europa e forse anche il mondo col suo pianoforte. Sì, ad aprile sono arrivato terzo al concorso WPTA Italy, ovvero il World Piano Teacher Association, il concorso organizzato da questa associazione. A fine aprile sono arrivati i risultati ed inaspettatamente sono arrivato terzo. Ringrazio molto la mia maestra Bianca Albezzano per avermi dato la possibilità di partecipare. Tra questi premi che mi hanno regalato c'era una partecipazione al Leon Piano Meeting, ovvero una masterclass di piano di una settimana nella città di León in Spagna, che ho appena concluso, insieme ai maestri di piano Cristina Cavalli e Giuseppe Devastato, che li ringrazio molto per avermi concesso questa esperienza. E noi ringraziamo i genitori per averci concesso un'intervista insieme a te, perché in fondo valorizzare giovani talenti che come te si impegnano e guardano, creano, tentano, chi se lo aspettava? Tu hai detto inaspettatamente, ecco, bisogna tentare. Sì. No? Cosa ti aspetta? Prossima agenda? A metà ottobre circa il concerto dei vincitori del concorso presso l'Università UAX di Madrid. Quindi insomma, classe?
E a settembre però si ricomincia a a scuola? Prima superiore. Prima superiore, cosa hai scelto? Nautico. Il nautico, beh, non poteva essere che il Sì. nautico. Bene, allora buoni concorsi e buon inizio dell'anno Grazie. scolastico. Femmina este. Sa desette. Sa goga. Nessuno ti può voler bene a te, Fidel, perché sei una disgrazia. Te la devi prendere, è figlia settima. That should be Mariana's sister. She's not my mother. I don't know where my mother is. Maybe I'm like you. Vieni, Spirito Santo, manda Re dal cielo un raggio della tua luce e raddrizza ciò che è sviato. I love you. A Carloforte un festival di dedicato al cinema, ma con uno sguardo speciale al sostenibile. All'ambiente, al sostenibile e al sociale. È un progetto che nasce 7 anni fa. Perché nasce questo progetto? Perché noi, io almeno con il mio team, eravamo produttori cinematografici e producevamo soltanto film green e social. E abbiamo capito che questo tipo di film non aveva spazio nei grandi festival, non avevamo spazio a Cannes, non avevamo spazio a Berlino, non c'era spazio ad Oslo, e allora abbiamo detto perché no, facciamolo noi un festival, e così abbiamo autoproduciamo. Facciamolo noi un festival e vediamo che succede, e non è successo nulla. Ottimo. Niente. Per mesi non è successo nulla, poi ad un certo punto arriva una mail dalla Cina con un film in allegato, neanche dietro l'angolo. Con un film in allegato c'era scritto aiutateci a diffondere questo messaggio, e da quel momento in poi abbiamo capito che non eravamo soli al mondo, ma c'erano migliaia di persone che come noi avevano lavorano. Voglia di impegno civile. Esattamente. Impegno civile. Quindi il cinema è impegnato, adesso siamo ormai una realtà importante, ci arrivano 600, 700, 800 film l'anno, ma soprattutto la cosa interessantissima è che quest'anno sono arrivati film da 70 nazioni del mondo. 70 paesi del mondo hanno deciso di affidare a noi la loro opera, il loro grido, il loro allarme. Ed eccoci qua. Tutto questo avveniva a Roma. Perché a Carloforte? Una grande metropoli, centro del mondo, Roma, tutte le strade portano a Roma, ma mancava un luogo di riflessione, un luogo tranquillo, di tranquillità, di emozione, di spiritualità. Abbiamo cercato a destra e a manca, e alla fine cosa abbiamo trovato? Carloforte, l'isola nell'isola, il viaggio nel viaggio, un luogo meraviglioso dove si possono vedere le stelle nella notte, dove si può respirare l'aria profumata del ginepro, del rosmarino, un luogo speciale, un luogo magico, e secondo noi Carloforte, questa è la prima edizione, ma secondo noi da Carloforte si può partire con un festival boutique, una boutique destination che non ha pari. Mentre gli altri festival puntano alla mondanità,
noi puntiamo al contenuto. L'Italia Green Film Festival è una grande opportunità per tante persone ed è una dimostrazione di come ci si impegni per qualcosa di buono, di green, che porti un'opportunità qui nell'isola di Carloforte, ma perché no, uno spazio italiano e anche internazionale. Questo è grazie alla realizzazione e alla collaborazione di tante persone. Sono stata ospitata a questo festival e non posso che ringraziare Silvia Armeni per avermi voluta qui, perché nel mio percorso artistico c'è spazio per un clown che si chiama Nichilina, che ha portato in giro per il mondo uno spettacolo, ma anche una missione umanitaria, una missione di guerra, e che è arrivata fino a qui e che stasera ha offerto un piccolo pezzetto della sua vita, del suo spettacolo a bambini e adulti. Ci siamo divertiti tanto tutti insieme e poi grazie a questo, senza saperlo, ho ricevuto questo premio molto bello che parla dell'umanità tra persone, dell'umanità tra individui, dell'umanità collaborativa, ed è per questo che fondamentalmente penso siamo tutti qua e sono davvero onorata di aver ricevuto questo premio. Quindi ringrazio tutti e penso che questo spazio debba crescere e che magari di anno in anno si possa rinnovare in maniera sempre più ampia e che faccia da cassa di risonanza per tutte quelle persone che danno un pezzetto di se stesse al mondo. Viaggiare molto per conoscere il mondo e per conoscere le diversità, accogliere le diversità. Sì, noi abbiamo deciso di fare Sardinia Green Trip per conoscere, diciamo, i posti vicini, perché tutta la serie è girata tutta in Sardegna, sono 4 puntate, ognuna una provincia diversa dell'isola, e diciamo, il minimo comune denominatore è quello di andare a cercare dei personaggi che abbiano a che fare con la sostenibilità ambientale, con il recupero anche delle tradizioni, del territorio, il ritorno a casa, una sorta di re-immigrazione, insomma, di rientro a casa, e poi tutto fatto con mezzi sostenibili, quindi con la bicicletta, il treno, l'autobus. Insomma, la sfida anche produttiva è stata quella di raccontare la sostenibilità cercando di essere anche coerenti. Cosa significa arrivare nei propri luoghi di origine, in fondo, no? Dei propri luoghi conosciuti, e raccontare ciò che si pensa di conoscere? Beh, allora il lavoro è stato proprio quello di una ricerca, quindi andare a scovare tutte quelle piccolissime realtà che cercano di fare qualcosa di diverso, quindi andare in controtendenza a quello che è il sistema economico globale in cui ci troviamo, quindi da un punto di vista magari di ricettività o di pratiche architettoniche, turismo, e quindi è stato bello conoscere tutte queste persone che poi sono all'interno della web serie, che appunto cercano nel loro piccolo di cambiare un sistema. Nei nostri paesi si dice, un po' in tutto il mondo in realtà, da noi non succede mai nulla e noi non abbiamo nulla da raccontare, è proprio vero? Ma noi con la serie, mentre la facevamo, ci siamo resi conto che invece non è proprio così. Appunto siamo partiti con l'idea di fare raccontare 5 personaggi, 5 persone, realtà in ogni puntata, ma ne avevamo molti di più, perché poi facendo uno scouting prima di girare ci siamo resi conto che invece le realtà erano molto interessanti. Da una semplice ricerca online, sui giornali o anche col passaparola trovavamo delle realtà che erano molto numerose, quindi il fatto che ci siano delle persone interessanti, delle realtà da raccontare, sfata un po' quel luogo comune da noi non succede niente, anzi succede tanto, bisogna forse appunto saperlo vedere, iniziare a porsi in modo propositivo e aperto verso la realtà che ci circonda. Quindi non ci resta che cambiare occhiali e forse sintonizzarsi nel web, che è un canale che dovremmo ancora imparare a conoscere meglio, forse. E poi volevo dire proprio questo, che noi siamo qua adesso al Cavallera a presentare le 4 puntate, ma le 4 puntate si trovano sul canale YouTube della Sardinia Film Commission, quindi chi volesse vederle può recuperare lì, basta digitare Sardinia Green Trip. E quindi non ci resta che connetterci e scoprirci in maniera diversa. Grazie.
divulgare la storia della Sardegna anche attraverso dei romanzi. È un modo, in fondo, per educarci a conoscerci. Sì, all'inizio avevo un dubbio se provare con il saggio o con il romanzo. È un dubbio che secondo me hanno tutti gli scrittori che hanno qualcosa da proporre di nuovo. Ma è un dubbio che ho sciolto subito in favore del romanzo, perché secondo me per raccontare una spiritualità come quella ancestrale sarda, così legata a una visione poetica dell'esistenza, mi sarebbe sembrato troppo freddo il linguaggio di un saggio. E invece il romanzo, attraverso personaggi capaci di incarnare certi valori e quindi a loro volta con la capacità di far immedesimare un lettore, mi è sembrata insomma la strada maestra per poter veicolare una visione del mondo e della vita molto peculiare e secondo me straordinariamente suggestiva ed evocativa per proporre qualcosa di nuovo al mondo d'oggi. I sentimenti, i sentimenti identitari e il verosimile manzoniano. Sul verosimile va bene come scelta narrativa, perché comunque c'è un grande maestro che lo propone, però il sentimento identitario alla sarda, come lo intendo io, rispetto a una spiritualità così legata alla visione poetica dell'esistenza, è peculiare. Quindi secondo me è una cosa a parte e può essere affrontata con uno stile narrativo tipico di un romanzo storico epico. Epico, ecco. In fondo le nostre librerie, o meglio anche l'ultimo salone del libro, sì, folle di giovanissimi hanno fatto la fila per acquistare saghe di romanzi epici. Abbiamo bisogno non di staccare la spina, ma di poesia nella nostra vita. Secondo me sì. Allora, meno draghi, elfi e folletti e più capacità, come dicevi tu, di raccontare poeticamente l'uomo stesso. La donna nella nostra tradizione nasce dea, straordinariamente poetico, oltre che straordinariamente realistico. Anche strega. Certo che sì, ovviamente, inteso però anche nella sua accezione positiva di sciamana. Sciamana, certo. Questo è fondamentale, ma anche l'uomo può vedere raccontato se stesso in termini poetici, se anziché come ingranaggio di un sistema che lo vuole suddito, burattino e schiavo, vede se stesso come eroe, che fa un percorso di vita di ascesa verso la divinità, illuminato da una donna dea. Una carriera brillante, teatro, cinema, teatro. Cosa ci aspettiamo ancora? Televisione. Televisione. Mancava solo quello. È vero, hai No, ragione. allora adesso cinema sicuramente, perché uscirà Giustizia, che è il film di Francesco Piras, l'opera prima di Francesco Piras, e uscirà il 15 di ottobre al cinema. Poi mi sto dando anche io al cinema, però ancora sotto forma di cortometraggi. Ho realizzato un cortometraggio sul bullismo che sta girando parecchi festival in giro per il mondo, e il 4 di settembre lo presenteremo anche al Festival di Venezia. Un messaggio importante. Come hanno reagito? Mi raccontavi che lo hai fatto con i ragazzi di San Rock. Sì. Messaggi importanti e un impegno civile. Hai un ruolo pubblico e un ruolo che deve lasciare un messaggio. Messaggi importanti per il pubblico? Per tutti noi in realtà, per No, tutti noi. allora in realtà penso che sia
cioè per me è stato naturale lavorare con i ragazzi, perché c'è un momento, penso, non so, spero, nella carriera di tutti, in cui a un certo punto senti di dover rendere qualcosa. Sì. E in questo caso sono questi ragazzi di San Rock che insomma mi hanno accolto, mi hanno permesso di aiutarli, si sono lasciati aiutare e io mi sono sentito utile, ovviamente perché ho potuto usare tutto quello che ho studiato in questi anni per cercare di trasmetterglielo almeno. Torniamo a questo, studiare, la parola d'ordine. Da cosa incominci e come scegli i copioni che ti propongono? Beh, non è che li scelgo, faccio tutti quelli che mi propongono. Sei disarmante, non è vero, lo sai. No, diciamo che è una cosa abbastanza naturale, nasce, cioè ti innamori del copione che ti arriva e poi a volte ti innamori del copione che ti arriva però non ti prendono, quindi insomma è una questione di incastri, vari incastri. Devo dire che scelgo quelli che hanno sicuramente una morale o comunque un messaggio importante sotto, come appunto quello di Giustizia che sta per uscire. A Carloforte a parlare di cinema. Sì. Cinema sostenibile, cinema green. Sì. Allora, anche in questo ho realizzato un cortometraggio grazie alla Film Commission Sardegna. Ho realizzato un cortometraggio che è sul turismo sostenibile, l'ho girato interamente all'Asinara e penso che stasera lo proietteranno. In realtà non so neanche, mi devono premiare, non so per quale motivo, però quando ti danno un premio tu vai e lo chiedi perché tu vai e lo prendi il premio. Probabilmente hai fatto qualcosa di buono. Probabilmente. Speriamo. Sì, probabilmente sì. E allora tutti ad ottobre a vedere la nuova opera di Jacopo Collin. Di Francesco Piras, io ci faccio parte. Io faccio parte, va bene, va bene. Allora, tutti ad ottobre al cinema. Serata finale del festival, del Green Festival a Carloforte. Ci prepariamo per una sfilata di moda e i gioielli meravigliosi della nostra meravigliosa artista. Eccola, la signora, la maestra Conte. Allora, come crei i tuoi gioielli meravigliosi, unici, assoluti, opere d'arte? Ti ringrazio molto per le parole che usi per me, moltissimo. Creare non è facile, creare è una cosa che nasce dentro. Io non so se creo, alla fine ho delle idee che nascono durante il giorno, durante la notte, quando dormi sai quante cose la testa... Sì, molto, moltissimo. E certe mattine mi alzo e niente, ho quel desiderio di fare questa cosa qua. Alcuni artisti dicono che in realtà è la materia che prende forma e che le idee aiutano la materia a far emergere la forma. È anche per te così? Dunque, è quasi giusto, perché per me la materia, io la plasmo la materia, cioè l'argento, l'oro, l'ottone, qualsiasi sia. E io lo plasmo per come lo desidero io, risponde a me, mi risponde proprio. C'è un dialogo, c'è un dialogo, sì, no? Sì, è come se stessimo parlando. Infatti a volte gli dico: ma cosa hai fatto? No, adesso ti aggiusto io, adesso così. Cioè è proprio una cosa, davvero, sono io che in questo caso comando. Certo che se non ci fosse non saprei come fare. Esiste e io riesco a... Il fuoco fa mille cose con il metallo, fa mille cose, quindi tu lo gestisci. E poi una cosa invece che mi comanda, proprio mi comanda, sono le pietre. Le pietre mi comandano, cioè secondo la forma, più viventi rispetto al metallo, il volume, secondo quello che c'è. Può essere anche una pietra, può essere un oggetto tipo, non un oggetto, una cosa vivente come possono essere i coralli, le perle, oppure le madreperle, oppure pezzi ciotoli che trovi al mare, che trovi ovunque. Loro ti comandano perché hanno forme particolari e tu le segui. A quel punto io adatto il metallo. È un'armonia che prende forma. Sì.
io spero di riuscirci, ci provo, però voglio dire, ecco, qui non, ecco questo per esempio è una madreperla che mi ha comandato e ho fatto questo anello. Questa è una madreperla che io ho lavorato, è diventata una donna rannicchiata e attorno ho costruito, lei mi ha comandato. Il profumo ineguagliabile. Tu ci hai fatto vedere questa donna rannicchiata, ci hai fatto vedere i tuoi gioielli, questa, anche questa donna, spiritualità, no? Questa che è una donna, scusami se mi permetto. No, è una donna, questa è nuda, è nuda, però c'ha le calze e c'è una giarrettiera, parte dal sole e va nella luna. È un matrimonio felice, è un matrimonio felice. È una spiritualità molto forte di una dea madre, esatto, come, di una te, come te in fondo. È bravissima. Grazie, la nostra grazie infinite. Non è artista, è dire poco, addirittura artista è dire poco. Io sono una tua fan da tanti anni, mi sento onorata di queste parole, mi sento onorata. E stasera davvero vedremo i suoi meravigliosi gioielli arricchire delle giovani perle che sfileranno sul palco del festival. Ai piedi del palco il Green Festival di Carloforte con Marinella Staico e queste bellissime modelle che stasera allieteranno il pubblico con meravigliosi vestiti, meravigliosi abiti di sartoria e dei gioielli della nostra Maria Conte. Creare, loro sono meravigliose, è facile. Ma creare degli abiti su un pensiero che è quello della sostenibilità, che è quello dell'identità. Allora, intanto l'abito fatto in sartoria, io ho un laboratorio da 27 anni, cucio soprattutto su misura, quindi cerco di venire incontro all'esigenza del cliente. Il tema della sartoria è già sostenibile al 100%, perché la sostenibilità, a parte la materia prima, che bisogna lavorare comunque delle buone fibre e soprattutto delle fibre naturali che io consiglio. Però la sartoria è a chilometro zero, perché comunque uno che va in una sartoria a confezionarsi un vestito, se la sartoria chiaramente acquista dei tessuti come acquisto io, italiani, prodotti in Italia, che hanno anche delle certificazioni, quindi sono dei prodotti di qualità. E poi è un abito che non percorre migliaia e migliaia di chilometri prima di essere indossato. Ritorniamo laddove abbiamo sempre iniziato, l'arte dell'antico mestiere, la manualità, la conoscenza, la cultura antica del saper fare, ma anche la cultura di una storia che ci portiamo, di cui siamo eredi. Allora, l'arte sartoriale prima, nel 1565, Papa Gregorio XIII ha creato l'Università della Sartoria. È vero. Perché oggi attualmente è l'Accademia dei Sartori Italiani, certo, che ha sede sempre a Roma e sempre continua la storia. È un lavoro antichissimo, però purtroppo sta venendo un po' a mancare. E questo lo sai, soprattutto tra i giovani. Si ha paura di continuare, si ha paura di iniziare? No, non si ha paura di continuare. Praticamente i giovani hanno paura di fare gli investimenti per poter iniziare, perché comunque i costi della sartoria non sono costi di gestione, non sono dei costi bassi. Io ho voluto preservarla perché fa parte del corredo della mia famiglia. Il mio grande maestro è stata mia nonna, che ha insegnato tessitura per 64 anni. E nella mia famiglia le arti tessili si fanno da centinaia d'anni. Io poi ho voluto conservare per i giovani quello che già era. Però vi prego,
diramate la voce, il Bisso non si deve vendere e non si deve comprare. Tutto quello che io ho costruito è di tutti, ce l'avete già il patrimonio. Lasciate stare la Pinna tranquilla, sta morendo. Abbiamo il 90% di moria, per cui non dobbiamo comprare niente. Fatto questo, tutto è bello quello che si conserva. L'arte del Bisso è la lavorazione della seta del mare che ci regala la Pinna Nobilis, della quale se ne parla in 46 passi biblici. Re Salomone era vestito di Bisso, la regina Ecuba, Nefertari. Quindi il Bisso non è una cosa che è sorta oggi, ha millenni di storia alle sue spalle, però quello che non si deve fare è ridurre questa cosa storica alla compravendita del lunedì per piacere.